mai auguro a loro, anche se a volte, forse, qualche piccolo accenno farebbe a queste persone fare passi indietro, perché poi si accorgono quando l'acqua arriva alle loro chiappe, prima se ne strafottono. È così, Raffaele Padrone? Lei è vicesegretario nazionale dell'UGL e Polizia. Sì, lei lo sottoscrive, io ho già avuto modo di ringraziare per queste parole Antonio Bacci, perché se ne sentono di tutti i colori in questi giorni, ma veramente di tutti i colori. Lei l'ha detto, ex politici, anche locali, questo che mi dispiace, per questa attività che si è svolta giovedì sera. Sa cosa forse è passato? Il blitz dei carabinieri. Non era nessun blitz, era un controllo dovuto con la cautela che bisogna attuare in questi giorni. Certo. Cioè, il problema non è il blitz, perché il blitz dice non hanno trovato nulla. Qualcuno ha detto... Sono persone umane che vanno allo sbaraglio in cerca di terroristi. E il problema è non hanno trovato nulla. Che blitz hanno fatto? Soldi spesi. Intanto, come diceva Bacci, le tasse le pagate. Certo. Prima roba. E poi c'è la gravità di questa situazione. Hanno bloccato un quartiere. E allora? E io come faccio? Ritardo. L'altra sera, no, ieri sera, mi dicono che hanno controllato l'uscita o l'entrata dell'autostrada. Guarda il tempo che perdo per andare a casa. Cioè, volete la polizia, volete i controlli, non volete i controlli, vi si lamentano perché ci sono i controlli, ci si lamenta perché non ci sono i controlli. Cioè, dite cosa volete in questo momento particolare. In Francia, in Germania, ma quando mai? Ma quando mai? Negli altri stati ma avete visto i filmati quando ammanettano le persone e noi siamo costretti a prendere salsi, uova, colore, non possiamo usare l'idrante perché è anticostituzionale. Ma sono proprio questi personaggi infidi. No, cioè, che svendono la propria... Questi personaggi... Rubano a casa di queste persone, la polizia non mi ha risposto al secondo squillo. Indagato il collega perché stava rispondendo a un'altra cosa. Cioè, ma dai, basta, no? Allora, pagate le tasse per cosa? Volete o non volete i controlli? Se ci sono i controlli li facciamo. Guardate agli stadio, oggi come si sono messi a controllare le persone per il concerto di Madonna. Uno a uno, se vuoi ci vai, se non ci vuoi non ci vai. È giusto così, e chi non è d'accordo, zitto e filare, perché la maggioranza... Fai a meno di andare al concerto. La maggioranza delle persone, qui a Pordenone, la maggioranza hanno approvato, il 99% hanno approvato quello che è avvenuto, anzi hanno applaudito... Un normale controllo fatto in questo momento. In questo momento bisogna farlo così, con gli elicotteri, chi non è d'accordo è solo minoranza. 8 euro di aumento. Piccoli rischiano la vita i colleghi in strada. Piccole, che brutti. Grazie a voi.